Ciao a tutti amici di Matto Scacco, siamo all'interno delle Olimpiadi scacchistiche, quindi i team di tutte le nazioni del mondo si sfidano e chiaramente potrete ben capire che ci sono team, ci sono nazioni dove il gioco degli scacchi sì, si gioca magari a livello dilettantistico, ma non c'è una vera cultura scacchistica, non ci sono gran maestri che possono insegnare e divulgare e quindi si vedono cose interessanti in queste Olimpiadi. Questa partita me l'ha segnalata Nicolò e non appena me l'ha fatta vedere ho detto no, qui bisogna farci sopra un video. Mi ha detto che ci sono tante cappellate e che ha intenzione di realizzare un video con le più grandi cappellate delle Olimpiadi. Quindi se vi piace fatemelo sapere con delle spolliciate e dei commenti qui sotto. Oggi andiamo a vedere il matto dell'imbecille alle Olimpiadi di scacchi. Ebbene sì, andiamo a vedere E4, controllo del centro, una delle migliori aperture in assoluto, A5. Quando vedete queste mosse da parte dei vostri avversari, sapete che, a meno che non sia un bluff, che siete davanti a un principiante che ha intenzione probabilmente di far uscire subito la propria torre, ma noi sappiamo che i pezzi pesanti, ossia la torre e la regina, dovrebbero rimanere a casa in un primo momento della partita. Di 4, controllo totale del centro da parte del bianco, e di tutta risposta il nero gioca H6, cavallo C3, cavallo F6. Però il problema di questa uscita di cavallo, che normalmente va bene, è che non avendo pedoni sul centro permette al bianco la spinta in E5. Ora questo cavallo ha un bel po' di case minate, qui non può andare perché c'è il cavallo avversario, qui c'è il cavallo avversario e su queste case invece c'è la regina. Il nero però, forse per non ritirare il cavallo o forse per una svista, tenendo conto che comunque hanno un'ora e mezza di tempo per giocare, qui ha mosso velocemente, ha giocato cavallo in G4. Quale mossa migliore se non andare a catturare in G4? E adesso, cari amici, arriva il matto in poche mosse. Perché? Perché il nero fa una mossa che non andrebbe mai fatta. Noi sappiamo che il pedone F è molto sensibile perché è l'unico pedone che è difeso solo da un pezzo, e quel pezzo è il re, che diciamo che dovrebbe essere il pezzo da mettere al sicuro. E qui il nero gioca F6, probabilmente per cercare di destabilizzargli il centro, ma questa spinta F6 si dice che ha indebolito le case chiare. Ora, questa casa G6 e la casa E6 sono ben controllate, ma se tu giochi F6 si creano dei buchi su queste case. Tant'è che ci potrebbe essere subito lo scaccomatto con donna G6. Questo si chiama matto dell'imbecille, o più in maniera elegante matto dello scolaro. Qui forse il bianco vuole prolungare l'agonia, o forse ha avuto una svista, ma credo che c'era una sottile goduria nel prolungare l'agonia, quindi gioca donna H5 scacco. Questo permette un'ultima difesa, un'ultima barriera difensiva che è G6, ma dopo donna per G6 comunque la partita finisce per scaccomato. Quindi io penso che il nero abbia imparato la lezione che quei pedoni lì è meglio non muoverli, non toccarli se non si sa come fare e come toccarli. Fa sempre specie vedere il matto dell'imbecille, insomma, in una competizione piuttosto importante. Se ci saranno altre cose sicuramente le commenteremo. Speriamo che vi siate divertiti. Alla prossima.